Iniziata la giornata nelle chat, organizzati aperitivi Novax a Conegliano e Treviso, ma si rivela un flop, si presentano in pochi, forze dell'ordine mobilitate per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Emergenza abitativa ed edilizia popolare, il punto del comune dopo giorni di infuocate polemiche, 5 milioni di euro investiti per gli alloggi, clima teso, il sindaco riceviamo tante minacce. La procura di Treviso indaga per tentato omicidio sul caso del professore di Noale che ieri ha coltellato la moglie. L'uomo dopo la fuga è stato bloccato dai carabinieri a Mogliano. È di 3 feriti il bilancio dell'incidente che questa mattina a Cessalto poteva avere conseguenze assai più gravi. Un furgone accentato a 3 auto finendo per capovolgersi in un canale. Primo giorno di tamponi per le scuole a Paese con operatori volontari. Le famiglie ci hanno chiesto aiuto per affrontare il caos quarantene, dice la sindaca. Il campione olimpico Marcel Jacobs scrive alla famiglia del piccolo Carlo Alberto morto durante la gara Vittorio Veneto: grande dolore, mi rivedo in lui. Vernice questa mattina a Padova della mostra Dai romantici a Segantini curata da Marco Goldini. Il critico: Treviso è la mia città, chiudo con questa mostra il ciclo con Padova, poi si vedrà. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'emergenza abitativa e l'edilizia popolare a Treviso. Il comune fa il punto dopo giorni di infuocate polemiche. 5 milioni di euro sono stati investiti per gli alloggi e che il clima sia teso lo rivela il sindaco. Riceviamo tante minacce, dice. Sentiamo. No, perché poi le minacce da parte dei fenomeni che sembra che il paladino sia soltanto Pier Antonio Fattori, le dicevo io, le riceve la Gloria, le riceve il dirigente, no? Perché qua dove si gioca a fare i fenomeni. Che il fronte delle case popolari in città sia caldo lo rivela collegato via Skype da Belluno, dove si trova per impegni istituzionali il sindaco Mario Conte, nel giorno in cui la giunta fa il punto sul piano di ristrutturazione degli alloggi. Clima teso, conferma anche l'assessore al sociale, la pandemia non ha certo aiutato e c'è chi, pur non avendo i requisiti, va oltre il limite. Da chi è arrivato insomma anche quest'estate minacciando di darsi fuoco per avanzare i diritti che poi non aveva, a allarmi bomba che avete visto, a minacce del ti faccio vedere io, ti aspetto fuori. Sullo sfondo le bordate continue dell'ex consigliere comunale ed ex leghista Pier Antonio Fanton, autore da ultimo di un video che racconta di una serata ad alto tasso acustico nei condomini Ater di Santabona. Critiche rispedite al mittente dal sindaco e dalla giunta che preferiscono puntare sui fatti. Noi abbiamo in proprietà comunale 779 alloggi, ne abbiamo recuperati e ne stiamo recuperando nel totale del mandato 136, che è una quota ingentissima. Gli alloggi sfitti, sottolineano da Casugana, sono circa il 10%, una delle percentuali migliori in Veneto. È di 1.200.000 euro il credito del comune nei confronti degli inquilini morosi. In alcuni casi c'è chi non paga da anni. È una cifra elevata che parte da anni, insomma non è una cifra che nasce nell'ultimo biennio. Il piano di recupero è operativo, assicura Schiavona, ma l'attenzione principale è rivolta all'emergenza abitativa acuita proprio dalla pandemia. 174 le domande, di queste 67 per sfratto esecutivo, 29 esecuzioni immobiliari e ancora 838.000 gli euro erogati a sostegno di 450 famiglie in difficoltà. Noi continuiamo con questa linea, quindi lavoreremo su più livelli, sugli aiuti economici sia per le spese condominiali sia per gli sfratti e le morosità. Stiamo lavorando per studiare un fondo di garanzia che possa aiutare sul libero mercato a sostenere, ad evitare gli sfratti in situazioni però ancora recuperabili, quindi non al quarto o al quinto accesso, e continueremo a rispondere con le case popolari laddove il profilo degli utenti è un profilo da casa popolare. Ed ora la cronaca con il dramma che si è consumato ieri pomeriggio a Noale in seguito ad un litigio tra due coniugi. La lite è degenerata, l'uomo 50 anni, insegnante, ha afferrato un coltello da cucina ed ha colpito più volte la donna, fortunatamente ferite non letali. La moglie è riuscita a scappare, a chiedere aiuto ad alcuni vicini. Il cinquantenne è salito in macchina ed ha iniziato la fuga direzione Treviso.
e appunto a Treviso, in particolare a Mogliano Veneto, è stato intercettato dai carabinieri che l'hanno appunto bloccato. Nell'auto aveva ancora il coltello, la moglie è stata portata all'ospedale di Milano medicata e dimessa, ma vediamo. Dunque una fuga iniziata da Noale. Immediatamente dopo l'allarme lanciato dai familiari della donna, i carabinieri della compagnia di Mestre hanno allertato i colleghi del Trevigiano fornendo tutte le informazioni possibili dell'uomo ricercato. E proprio a Mogliano è stata intercettata per la prima volta l'auto. Comune fra l'altro dove i militari del battaglione di Mestre assieme ai carabinieri della locale stazione stavano effettuando controlli a tappeto per arginare il fenomeno dei furti. Il cinquantenne ha continuato la sua corsa raggiungendo Via Volta. Qui ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il palo. Lo ha letteralmente divelto. A terra è rimasta una parte della macchina. Ma non si è arreso. Nonostante l'incidente ha fatto retromarcia ed ha tentato di nascondersi con tutta la vettura dietro altre macchine parcheggiate. I carabinieri si sono avvicinati e lo hanno trovato nascosto rannicchiato nell'auto. Dentro l'abitacolo è stato trovato il coltello insanguinato utilizzato per accoltellare la donna. L'auto, sotto sequestro, è stata portata nella caserma dei carabinieri di Mogliano. L'uomo, prima a Treviso per essere ascoltato, poi per lui è scattato il fermo per tentato omicidio e lesioni. Ora si trova nel carcere di Santabona, Treviso. Incidente spettacolare questa mattina a Cessalto, in località Santa Maria di Campagna. Un furgone nell'affrontare una rotatoria ha perso il controllo tamponando 3 auto, poi ha proseguito la corsa sfondando il guardrail e finendo giù da un ponticello, capovolgendosi nel fossato che fiancheggia la carreggiata. 3 le persone rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. L'autista del furgone, 2 anziani che erano a bordo di una delle 3 auto coinvolte nello schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Ed ora andiamo a Treviso. Quella di oggi è stata una giornata di tam tam martellanti sulle chat dei Novax che hanno organizzato degli aperitivi appunto Novax a Conegliano e a Treviso. Andiamo quindi in Piazza dei Signori con i nostri Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3, mi trovo in Piazza dei Signori, come vedete alle mie spalle con Nicoletta che fa le riprese, vediamo diciamo così questo aperitivo Novax. Devo dire un momento comunque che sta trascorrendo senza grandi tensioni. Abbiamo cercato di parlare anche con delle persone che partecipano, sono circa una cinquantina le persone presenti qui in piazza e tutti ci hanno detto sostanzialmente che si sono ritrovati per fare l'aperitivo, considerando il fatto che non avendo il Super Green Pass non possono entrare nei locali per appunto consumare il classico spritz della sera. Un motivo forse questo, un altro magari quello ovviamente di protestare, fatto sta che comunque come vedete quasi tutti, anzi tutti comunque portano la mascherina, anche perché le forze dell'ordine sono presenti e vigilano proprio perché ci sia l'utilizzo proprio della mascherina. Cinquantina di persone, dicevo, qui in Piazza dei Signori che si sono ritrovati qui intorno alle 18:30, stesso orario invece per Conegliano dove invece sono una ventina le persone che si sono ritrovate in Piazza Cima. E proprio per questo motivo adesso vediamo il servizio da Conegliano. Ritengo assolutamente inaccettabile che si possa fare un'azione del genere. È vero che ognuno può fare le proprie libere scelte, però esistono delle leggi e queste vanno rispettate. Noi intendiamo farle rispettare, per cui se ci saranno assembramenti o cose di questo genere faremo intervenire le forze dell'ordine. Altrimenti, ripeto, ognuno nella propria vita può fare quello che vuole, però il rispetto per gli altri deve essere la stella polare che deve guidare le azioni di tutti. Dobbiamo essere i primi a tutelare la nostra salute e quella degli altri, per cui occasioni di questo genere vanno assolutamente evitate perché non servono nulla se non a portare notizie negative sui giornali e questo non è quello che oggi ci serve. Come finisce il servizio? Allora, riprendo la linea della Piazza dei Signori, giusto per ricordare anche che anche il prefetto ha preso posizione su queste manifestazioni, ricordando che comunque non vanno fatte, che bisogna comunque rispettare le regole.
Con queste immagini da Piazza dei Signori è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto per questo collegamento e noi ora andiamo a Paese dove oggi è stato il primo giorno di tamponi dedicati ai ragazzi delle scuole, tamponi organizzati dal Comune, schierati diversi operatori sanitari a titolo gratuito e tanti volontari. Le famiglie ci hanno chiesto aiuto per affrontare il caos quarantene, ha detto la sindaca Katia Uberti. Pensate che su 2.400 studenti nel comune di Paese ben la metà è sottoposta a provvedimento. Sentiamo. Siamo andati in dogana come tutti quanti del resto, siamo andati anche a Castelfranco, ovviamente i tempi di attesa variano dall'ora alle 2 ore se si è fortunati, c'è chi ha fatto anche molto di più e quindi qua è un secondo, sono appena arrivato, ho già finito. 0 tempi d'attesa e nessuna fila in Piazza Neri a Padernello per l'esordio del centro tamponi in modalità drive-in allestito da ULSS e Comune, destinato alle scuole del posto. Una risposta concreta al caos quarantene, una croce soprattutto organizzativa per tantissime famiglie. Ci pareva opportuno e doveroso come amministrazione aderire a questo progetto appunto Tamponi in Comune, proprio per dare un maggiore servizio alle famiglie che in queste settimane ci hanno sommerso di comunicazioni, di mail, implorando appunto di attivare questa iniziativa anche a Paese. Proprio Paese ospita l'istituto comprensivo più grande del Veneto, oltre 2.400 gli studenti, la metà sotto provvedimento. Sono 97 classi e ne abbiamo attualmente all'altro ieri 50 in quarantena. Paese segue Zero Branco e Oderzo nel progetto ribattezzato dalla conferenza dei sindaci Tamponi Municipio, iniziativa coordinata da Roberto Rigoli che già guarda alle prossime tappe. La prossima settimana noi installeremo e faremo il corso di formazione a Conegliano e Vittorio Veneto per quanto riguarda il distretto l'ex-ULSS 7, poi Villorba, Spresiano e Roncade per quanto riguarda Treviso e Vedelago e Montebelluna nell'ambito dell'ex ULSS 8. A fare la differenza la disponibilità a titolo gratuito di tanti operatori sanitari, in questo caso residenti a Paese e dintorni. C'è un'unica termine da usare che è commovente, la questione, cioè di una disponibilità notevolissima, gente che lavora, che fa il turno, finisce di lavorare e viene qua e dà una mano, quindi questo è un momento di grande solidarietà, ne abbiamo bisogno. Immancabili anche i volontari della protezione civile. Siamo partiti con le mascherine iniziali, poi con le vaccinazioni, adesso con i tamponi e vaccinazioni contemporaneamente al centro vaccinale di Villorba. Speriamo che sia quest'ultima, che sia veramente l'ultima fase. A fare la differenza dunque sono questi operatori sanitari e questi volontari, in particolare gli operatori sanitari che prestano la loro opera a titolo gratuito e tra loro vi sono anche diversi infermieri della terapia intensiva dell'ospedale di Treviso. Come mamma, oltre che infermiera, ritengo che sia importante che i nostri ragazzi possano tornare il prima possibile a scuola e quindi ho voluto dare la mia disponibilità per aiutare tutte le famiglie a ricominciare a riprendere il prima possibile la normalità e a fare meno ore di coda possibile con i propri figli. I nostri valori sono appunto il servizio e mettersi a disposizione per la nostra comunità, per il nostro paese. Questo è quello che mi ha spinto e soprattutto un'altra cosa è per i bambini, per aiutare le famiglie. Sicuramente. Smontato il turno in reparto, Donatella, Roberto e Andrea non abbandonano la loro missione. Eppure il lavoro in ospedale non è finito. In terapia intensiva e area non critica restano diverse persone ricoverate con il Covid. La maggior parte non è vaccinata, tanti anche i Novax refrattari alle cure. Forse l'aspetto umanamente e professionalmente più complicato. Roberto e Andrea in particolare lavorano in rianimazione al Cafoncello, la prima linea nella lotta al virus. La loro è una testimonianza diretta. Abbiamo capito che possono esserci diverse opinioni sui vaccini e questo l'abbiamo capito, si può essere favorevole o contrario, ma non ricevere le cure a noi è sembrato umanamente non svilente, molto brutto, ecco.
e questo ci ha messo un po' in difficoltà, perché capiamo non voler essere vaccinati ma non ricevere le cure adeguate, perché c'è la possibilità veramente di salvarsi. Questo a noi umanamente ci ha fatto molto male. Poi magari all'ultimo momento, prima dell'intubazione, hanno anche cambiato idea, insomma, perché uno alla fine si aggrappa alla vita, secondo me, e quindi tante persone hanno accettato anche le cure più intensive. Alla fine quindi contro l'ostinazione più cieca sembra vincere l'istinto di sopravvivenza. I più messi davanti al bivio hanno scelto per la vita. E torniamo a parlare del recupero delle prestazioni specialistiche e degli interventi chirurgici saltati a causa della pandemia. Tra i problemi quello della carenza di anestesisti che da 2 anni sono impegnati in prima linea, soprattutto nelle terapie intensive, a scapito quindi delle sale operatorie. I numeri delle visite e degli interventi chirurgici saltati a causa del Covid hanno fatto allungare in maniera esponenziale le liste d'attesa. È l'altra faccia della pandemia che inevitabilmente finirà per avere conseguenze sulla salute dei cittadini a lungo e medio termine, visto che le urgenze sono state garantite. Lo sforzo della sanità trevigiana per recuperare è enorme. Si cerca di far lavorare il più possibile le sale operatorie ed un 40% negli ultimi 12 mesi è stato recuperato, ma molto dipenderà dall'andamento della pandemia e soprattutto dei ricoveri per Covid, specie nelle terapie intensive, dove ora sono impegnati maggiormente gli anestesisti che altrimenti lavorerebbero nelle sale operatorie. Chiaro che gli interventi di chirurgia si fanno anche con la collaborazione degli anestesisti e degli infermieri. Avendo avuto ancora il Covid così pesantemente presente nel nostro territorio, gli anestesisti sono stati impegnati anche nelle terapie intensive. Nella Marca di anestesisti ne mancano già 28 a prescindere dal Covid. E le scuole di specialità fino ad oggi hanno ovviamente dato la possibilità di specializzarsi non a tantissimi anestesisti. Questi anni pare sia aumentato, noi ci auguriamo in questo 2022 di poter recuperare un numero adeguato di anestesisti per poter far lavorare le sale operatorie a tempo pieno, cioè 12 ore al giorno per 6 giorni su 7. Ci auguriamo che sia finita quel Covid entro marzo, in modo tale da ripartire a pieno ritmo e recuperare le liste d'attesa che abbiamo. Ed il primario della pediatria del Cafoncello, Martellossi, conferma la brusca frenata delle vaccinazioni pediatriche e rinnova il suo appello alle famiglie a vaccinare i propri figli. Sia la sensazione e la convinzione che questa malattia nei bambini piccoli non sia una malattia severa. Questo era forse vero nella prima fase, ma in questo momento qua con questa variante i numeri parlano chiaro. Questa è sostanzialmente la ragione per cui i bambini tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati contro il Covid solo al 30% contro l'80% di copertura vaccinale degli adolescenti. I dati sono della pediatria di Treviso, in cui in reparto sono stati ricoverati nelle ultime 2 settimane 16 bambini arrivati in pronto soccorso con febbre molto alta. Febbre che può durare anche a lungo, assieme alla febbre poi, questo soprattutto nel bambino più piccolo, assieme alla febbre poi c'è la rinite, ci può essere la tosse, la stanchezza, l'astenia. Questi sono i sintomi principali. 16 ricoveri in 2 settimane contro i 12 delle prime 2 ondate. Potrebbe essere l'effetto Omicron, la variante che non risparmia i bambini. I ricoverati sono bambini fino agli 11 anni. La vaccinazione dunque sta proteggendo, lo dicono i dati, la fascia 12-18. A questi numeri vanno aggiunti altri 16 ricoveri, bambini cui è stata diagnosticata la sindrome infiammatoria multisistemica, MISC, che insorge dopo il contagio. Non sono bambini Covid positivi, ma sono bambini che hanno una patologia legata all'infezione da Covid pregressa e 3 di questi casi li abbiamo avuto nell'ultimo mese. Dati che sommati assieme non possono fare altro che spingere le famiglie verso la vaccinazione dei loro bambini. Un tassello in più che, aggiunto al mosaico del sistema di contenimento della pandemia, potrebbe contribuire ad allentare le regole, come già chiesto dalle regioni, soprattutto in tema di DAD e quarantene. Perché non dovremmo difendere i nostri bambini? La ricchezza della nostra società. Non dimentichiamoci di questo. E anche per la loro socializzazione, una vita sociale più serena.
E torniamo alla cronaca, furti in tutta la Marca, potenziati i controlli da parte dell'Arma dei Carabinieri nelle zone considerate più a rischio. Ne abbiamo parlato con il tenente colonnello Sabatino Piscitello, comandante del nucleo informativo dei Carabinieri di Treviso. Ci troviamo a Mogliano Veneto, dove nei giorni scorsi ci sono stati numerosi furti. L'ultimo in ordine di tempo è stato un tentato colpo a Villa Napoleon e nel pomeriggio è scattata un'operazione straordinaria di controllo del territorio. Alle mie spalle lo vedete, un posto di blocco. Qui invece in mia compagnia il tenente colonnello Piscitello, comandante del nucleo informativo dei Carabinieri di Treviso. Un controllo straordinario per garantire la sicurezza dei cittadini. Sì, è in atto un servizio coordinato a largo raggio su tutta la provincia con l'impiego di oltre 50 pattuglie e circa un centinaio di carabinieri. Ecco, un'attività che è finalizzata a cosa? Il servizio è finalizzato principalmente alla prevenzione e repressione dei raid predatori nelle abitazioni, al controllo della circolazione stradale con un particolare riguardo alle guide in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti e alla prevenzione di episodi di microcriminalità diffusa. E dunque, oltre a questi controlli che sono di routine, anche i controlli per verificare le normative Covid. Ovviamente non ci esimiamo dall'attività di controllo in materia di rispetto delle normative anti-Covid e nella fattispecie la verifica del possesso del Green Pass e monitoraggio di assembramenti nelle piazze delle nostre città. Abbiamo detto che questo è un comune dove ci sono stati diversi furti negli ultimi periodi. Sì, è stato teatro di parecchi furti e tentativi di intrusione in case e ville. Infatti siamo presenti in maniera preponderante su questo comune con l'impiego anche di una pattuglia della squadra di intervento operativo del 4° battaglione di Mestre per realizzare una sempre più incisiva prossimità alla popolazione e di conseguenza in generale o rafforzare quel senso di sicurezza percepita. Insomma, ne abbiamo parlato più volte con i carabinieri. Quali sono i consigli che date ai cittadini? Noi raccomandiamo sempre di mantenere alto il livello dell'attenzione, in particolare le difese passive delle proprie abitazioni, ma con semplici accorgimenti, quali possono essere evitare di lasciare porte e finestre aperte, per le persone anziane che abitano da sole evitare di aprire a degli sconosciuti che si presentano con qualsiasi espediente per poterli truffare, insomma, per poter approfittare del fatto che sono persone particolarmente vulnerabili. Ma soprattutto noi quello che raccomandiamo è di comunicare tempestivamente al 112, al nostro numero di emergenza, qualsiasi movimento sospetto lungo le strade, lungo i quartieri, ma soprattutto evitare di perdere tempo con delle comunicazioni sui social network che talvolta si sono dimostrate fuorvianti e poi magari sono state date delle segnalazioni con ritardo alle forze dell'ordine. Ancora cronaca, tampona un'auto in corsa e scappa, la polizia locale lo individua e lo denuncia. L'incidente si è verificato a inizio settimana a Castelfranco lungo la Postumia, l'auto tamponata, quella di una donna che stava per entrare nella stazione di servizio Iperoil per fare rifornimento. L'auto è stata violentemente tamponata da un'altra vettura, la donna ha riportato delle lesioni, il conducente dell'altra auto, fingendo di entrare anch'egli nella stazione di servizio per fare evidentemente la constatazione amichevole, all'improvviso accelerava e si dava alla fuga. La signora comunque è riuscita a prendere alcuni elementi della vettura che ha poi consegnato agli agenti della polizia locale, che sono quindi riusciti ad individuarlo. Si tratta di un 50enne residente in città che alla fine ha ammesso le proprie colpe, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. La signora ha riportato delle contusioni al collo e alla schiena. Questa non è scuola, non è lavoro, vogliamo sicurezza e diritti. Anche a Treviso hanno manifestato gli studenti nella giornata di mobilitazione nazionale ad una settimana dalla morte di Lorenzo Parelli, lo studente deceduto durante un progetto di alternanza scuola-lavoro a Udine. A Treviso i collettivi degli studenti di diversi istituti cittadini si sono dati appuntamenti nel parcheggio del Luzzati a San Pelaio. Lorenzo ha perso la vita durante un'attività che il
Ministero dell'Istruzione considerava formativa, dicono i giovani della rete degli studenti medi. Non vogliamo che la sua morte passi in secondo piano. Organizzare con tutti gli studenti e tutte le studentesse questa giornata di mobilitazione per noi è dare un segnale. Non vogliamo un'istruzione che ci insegni che il lavoro è morte e precarietà, così dicono i ragazzi. Ed anche Marcel Jacobs, il re dei 100 metri alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ha voluto ricordare il giovanissimo atleta padovano. Sono veramente addolorato e colpito, anche perché un po' mi rivedo in Carlo Alberto, nei racconti dei suoi compagni di classe, dei ragazzi del primo livello delle Fiamme Oro. Ha scritto il campione olimpico: l'ultimo saluto a Carlo Alberto sarà fissato dopo il completamento delle indagini mediche. Potrebbero essere tenute le esequie martedì alla Basilica del Santo. Intanto l'intera atletica italiana si ferma per ricordare Carlo Alberto con un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni previste in Veneto nel prossimo fine settimana. Un invito esteso dal presidente federale Stefano Mei a tutte le manifestazioni in programma in Italia. Vernice questa mattina al centro San Gaetano di Padova per la nuova mostra di Marco Goldin, che con questa esposizione chiude i 2 anni di collaborazione con il comune di Padova. Vediamo. Nostalgia di Treviso. Treviso è sempre la mia città, ma insomma poi il lavoro, come sappiamo, si è svolto anche altrove, quindi nessun problema. Non si sbilancia Marco Goldin alla presentazione del suo ultimo progetto culturale in collaborazione con il Comune di Padova. 2 anni di lavoro con Palazzo Moroni nella difficoltà del contagio sono stati davvero pesanti per il curatore di questo nuovo progetto che si discosta dalla consueta linea degli espressionisti. 75 opere di una storica fondazione svizzera, distribuite in 6 sezioni nelle 8 sale del centro San Gaetano nella centralissima padovana via Altinate. Una mostra che è soprattutto una grande fonte di conoscenza. Perché stiamo parlando di non pittura francese, ma stiamo parlando di arte tra la Svizzera e la Germania dalla fine del Settecento all'inizio del Novecento. Quindi sono grandi artisti ma molto meno conosciuti dal grande pubblico, quindi il desiderio è naturalmente quello di presentare qualcosa di diverso e che la gente venga qui a Padova al centro San Gaetano a conoscere queste cose. Unici capolavori come le bianche scogliere di Rügen, dipinte nel 1818 da Friedrich Caspar, esempio di romanticismo teutonico, fino ad arrivare alla Valle Incantata della Svizzera di Giovanni Segantini, dove si vedono chiaramente i tratti dell'espressionismo tanto caro a Goldin e che richiamano i successi degli esordi di Casa dei Carraresi. Successi che tanto facevano invidiare l'allora cittadino Sergio Giordani. È ancora invidioso? Devo dire che è invidioso nel senso, come fa ad avere certe città che sono come la nostra, come fa ad avere personaggi come Marco Goldin, per cui era un sogno avere Marco Goldin, un sogno che si è realizzato. Goldin però dopo questo biennio torna, come si dice, sul mercato e non è detto che Treviso non possa sposare il suo nuovo progetto sulle geografie pittoriche europee che ha visto Padova luogo del primo capitolo. Il futuro dovrete chiederlo al sindaco e all'assessore alla cultura. Io con questa mostra chiudo il mio accordo biennale con la città e poi per il futuro si vedrà. Giorni della merla, ma con meno freddo rispetto a quello che ci si aspetterebbe per queste giornate, che dovrebbero essere appunto le più fredde dell'anno. Come ogni venerdì, le previsioni per i prossimi giorni del generale Giancarlo Iannicelli. Continua a imperversare, non è un termine questo usato a caso, un forte anticiclone che dall'Atlantico prima e poi dal continente stacca la propria azione proprio su tutte le nostre zone, in genere sul nord Italia. Come evidente dalla carta del tempo, vedete dall'anticiclone dall'Atlantico poi stacca la propria azione addirittura sul continente e da lì si espande con decisione su gran parte dell'Italia, in modo particolare sull'Italia settentrionale. Quindi con questa situazione barica possiamo dire solo tempo stabile un po' su tutte le nostre zone e naturalmente una stabilità con delle determinate caratteristiche. In pianura c'è purtroppo la formazione di nebbie che però si dissolvono, l'anticiclone spesso è ventilato, quindi si dissolveranno durante già la tarda mattinata. Quindi prevediamo più in dettaglio per questo fine settimana un po' su tutte le nostre zone. Cielo sereno in teoria, poi durante le prime ore del mattino c'è la formazione di questa nebbia che, ripeto, già in tarda mattinata si dovrebbe dissolvere.
Per quanto riguarda i venti, saranno deboli, di direzione variabile questa situazione di stabilità. Le temperature, ecco, un'altra tradizione che quest'anno verrà a mancare, o meglio la leggenda, che vuole naturalmente gli ultimi 2 o 3 giorni di gennaio come i mesi più freddi dell'anno, quindi i giorni della merla. Le temperature previste sono le minime, poco sotto lo 0, -1, massimo -2, e le temperature massime addirittura potranno arrivare a 8-9 gradi. Per quanto riguarda l'Alta Adriatico è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano perché sono 6, 2 maggiorenni e 4 minorenni i presunti responsabili dell'aggressione al tassista bellunese davanti al teatro comunale. Il grave episodio risale alla sera del 23 dicembre scorso. L'altro ieri le perquisizioni degli uomini della squadra mobile nelle abitazioni dei ragazzi, tutti denunciati per lesioni aggravate e danneggiamento in concorso. Si è chiuso il cerchio attorno alla banda ritenuta responsabile dell'aggressione violenta e ingiustificata al tassista bellunese la sera del 23 dicembre davanti al Teatro Comunale di Belluno. Un mese serrato di indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di dare un volto e un nome a 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni di 18 e 22 anni di origine moldava ma residenti da anni a Belluno, denunciati rispettivamente alla Procura dei minori di Venezia e all'autorità giudiziaria del capoluogo per lesioni aggravate e danneggiamento in concorso. 2 giorni fa le perquisizioni domiciliari. Ci siamo arrivati attraverso la visione di telecamere, servizi di osservazione sul territorio. Si tratta di un'aggressione che al momento è qualificata come una lesione aggravata più un danneggiamento di un'autovettura che era stata lì parcheggiata. È la sera dell'antivigilia di Natale. Il tassista è a bordo del suo pulmino davanti al comunale, sono all'incirca le 23:40 ed è prossimo l'appuntamento con un gruppo di clienti che hanno prenotato il mezzo. L'uomo vede un gruppo di ragazzi intenti a rovesciare cassonetti e a infierire sulle auto in sosta. Il tassista scende dal mezzo, inizia a riprendere la scena con il telefonino, si avvicina intimando loro di smetterla. Uno dei giovani gli si para davanti e lo colpisce al volto. Il 50enne cade a terra e men che non si dica si trova assediato dal gruppo che lo riempie di calci e pugni. Una violenza inaudita interrotta dall'arrivo di alcuni passanti che iniziano ad urlare e a chiamare i soccorsi. Il tassista viene portato all'ospedale per lesioni gravi. La prognosi è di 35 giorni. A un mese dai fatti, la risposta della polizia. Le cose avrebbero potuto andare anche peggio di quello che sono andate. Quindi da questo punto di vista il fatto che si sia divenuti all'identificazione dei responsabili chiaramente segna un punto importante in considerazione di quella che è la necessità appunto di ribadire che sono comportamenti assolutamente inaccettabili. Ora la parola passa alla magistratura dalla quale si attendono provvedimenti adeguati alla gravità dei fatti. La squadra mobile è ancora al lavoro per definire il ruolo di ciascuno dei 6 presunti responsabili del pestaggio. E la notizia dell'individuazione dei presunti responsabili dell'aggressione di Natale è stata data questa mattina al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto, lo Stato c'è e ha dato una risposta chiara in tempi brevi. Esprimo grandissima soddisfazione, questo mi permette di dire a nome di tutti i componenti del Comitato Sicurezza che lo Stato è presente in città ed è vigile. Nel giro di poche settimane i presunti responsabili dell'azione definita vigliacca, violenta e gravissima sono stati individuati, un episodio che aveva preoccupato la comunità. Mai a Belluno si era assistito a fatti del genere. Il Comitato che si è svolto oggi ci ha permesso di elaborare una strategia condivisa di prevenzione che sono sicuro consentirà di garantire un controllo più efficace nella nostra città. Affiancato dai vertici delle forze dell'ordine e della polizia locale con il sindaco Massaro in videoconferenza, il prefetto Savastano ha ribadito il valore del lavoro di prevenzione che non può prescindere dall'aumento della presenza delle forze dell'ordine, polizia locale compresa, e dal lavoro sul tema della sicurezza complementare che si esercita con un efficace sistema di videosorveglianza. Ho posto l'accento sulla qualità del sistema oltre che sulla quantità, cioè sul numero di telecamere, e quindi ora verificheremo che le telecamere installate siano tutte perfettamente funzionanti. Se ce ne sarà sicuramente qualcuna da sostituire, da riparare, e quindi abbiamo discusso anche del concetto di manutenzione che deve essere una manutenzione costante.
Controlli sono richiesti dai residenti di via Sottocastello, da tempo bersaglio di ogni genere di angherie, l'ultima in ordine di tempo la scorsa notte ai danni del portone di un'abitazione. Il responsabile, intercettato da una telecamera, sarebbe già stato individuato. Infine, analisi necessaria ancor di più in un periodo caratterizzato da episodi attribuiti al disagio giovanile sempre più presente, di cui il Covid rappresenta la punta dell'iceberg di una piaga sociale che deve essere affrontata adeguatamente. Un edificio scoperchiato, rami in strada, nevischio insidioso trasportato dal forte vento che nella notte e nella prima mattinata di oggi ha causato disagi ancora una volta in alto a Gordino, in particolare all'aste di Rocca Pietore. I vigili del fuoco di Agordo e di volontari di Caprile sono intervenuti alle 8 per mettere in sicurezza un edificio adibito a sala parrocchiale, la cui copertura in lamiera di circa 90 metri quadri è stata divelta. Le operazioni dei pompieri si sono concluse alle 15:30 di questo pomeriggio e partiranno entro l'anno i lavori di sistemazione della frana di Revis-Salozzo di Cadore. La provincia ha approvato il progetto definitivo di riduzione del rischio per un dissesto che da anni minaccia l'abitato sottostante. Nelle ultime settimane è stata contrattualizzata la prima parte dell'intervento per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. I lavori garantiranno la messa in sicurezza di una zona dove da anni si verificano cadute di massi e materiale proprio sopra il centro abitato di Lozzo di Cadore, con interessamento sia della vecchia statale 51 bis che del Rio Rin. L'ultimo episodio in ordine di gravità risale all'aprile del 2019 dopo la tempesta Baia, quando un masso di medie dimensioni finì addosso ad un'abitazione. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura al nostro meteo. Arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Tempo stabile, ma la tradizione dei giorni della merla sembra proprio non verrà rispettata quest'anno. Infatti il periodo generalmente più freddo dell'inverno è tenuto sotto scacco da un anticiclone, tutt'altro che gelido. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sabato 29 gennaio sarà una giornata asciutta, al mattino cielo inizialmente nuvoloso in pianura e in qualche valle prealpina con foschie e nebbie, ma in diminuzione fino a cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel corso del pomeriggio. Dalla sera ancora riduzioni della visibilità. Temperature stazionarie o in lieve aumento, ma comunque sempre relativamente miti per la stagione, minime tra -2 e 0 gradi, massime sui 7-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche addensamento anche in questo caso in mattinata a causa di nubi basse. Andrà meglio con più sole con il passare delle ore. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -3, -1 grado, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.